Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Questo è un lunedì importante, stanno succedendo tante cose, si discute moltissimo di coronavirus, è in corso anche una conferenza convocata dal governo e noi vogliamo anche capire che cosa sta succedendo poi anche con i migranti, chi li controlla, chi ci garantisce che cosa sta accadendo anche in Africa, perché ricordiamo ci sono 6 milioni e mezzo di cinesi che ci lavorano e poi vi daremo anche altri dati. Allora discutiamo il tutto con Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Ecco, un gradito ritorno del nostro virologo ormai, Cristiano Salata, virologo del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Ben ritornato. Siamo in attesa che arrivi il deputato della Lega, Vito Comencini, che purtroppo, sapete, le città sono anche trafficate. Situazione molto complessa, abbiamo questo nuovo aumento di migranti che arrivano con le barche, con i barconi e ci sono dei dati che ci devono far pensare. Tutti hanno parlato di l'Africa come grande incubatore. Guarda il nostro virologo. 6 milioni e mezzo di cinesi vivono in Africa, 10.000 sono le compagnie cinesi distribuite in 54 nazioni, 80.000 studenti africani che studiano in Cina, specialmente da paesi quali l'Uganda, l'Etiopia e la Nigeria. Nigeria, giusto per ricordarlo, 140 milioni di abitanti, cioè l'Africa, sottolineano tutti, potrebbe essere quel tallone d'Achille che permetterà al virus di arrivare in maniera copiosa nel nostro paese. Lo ha detto anche Tedros Adhanom Ghebreyesus, spero di averlo detto bene, che è stato chiarissimo. La più grande preoccupazione che l'Africa perché possa raggiungere poi i paesi con sistemi sanitari appunto deboli come quelli che sono africani, che ci sono soltanto poi 2 punti per capire se una persona è malata: o mandano il campione in Sudafrica o a Dakar, cioè non è che abbiano tanto, ma passa il tempo, virologo, siamo preoccupati. Cioè dall'Africa potrebbe arrivare, perché ci sono già dei casi. Sicuramente non possiamo escludere che possano esserci dei rischi di trasmissione del virus, del nuovo coronavirus, importato anche con movimenti che non vengono dall'Asia ma dall'Africa. È ovvio che è importante attuare delle misure di prevenzione controllando ovviamente i flussi di persone e questo man mano che l'epidemia si sta espandendo potrebbe richiedere degli sforzi importanti per controllare in maniera più massiva tutti i viaggiatori. È ovvio che nel contesto africano, dove abbiamo un sistema sanitario debole e spesso già provato da altri tipi di epidemie, un controllo efficace in situ, come quello che possiamo avere nel nostro contesto, è difficile. Però, sfruttando le strutture che sono state sviluppate, ad esempio, per il controllo dell'epidemia di Ebola o altre situazioni epidemiche, programmi di collaborazione, si potrebbero importare i test diagnostici per fare diagnosi anche lì. Non è che sia particolarmente impossibile, data l'esperienza che si è avuta ad esempio con Ebola. Però c'è questo grande allarmismo perché appunto si ritiene che siano paesi sprovveduti da un punto di vista sanitario e Sudan, Guinea, Angola, Mauritius presentano delle persone che sono state messe in quarantena. Questo ci deve far pensare. Beh, dobbiamo tenere presente che sono tutte situazioni a rischio, perché ovviamente tutti i paesi in cui c'è uno scambio con le zone in cui il virus attualmente è attivo possono avere casi di importazione, da cui può essere ovviamente diffuso in altri paesi. L'importante è adottare delle procedure di controllo e prevenzione. Allora, questo ci fa un po' preoccupare. Allora, tocca a lei, Traniello Gradassi. È chiaro che in questo periodo le persone sono un po' più preoccupate, poi hanno notato che a gennaio i migranti sono aumentati rispetto a gennaio precedente, allora tutti quanti direbbero però aveva ragione Salvini con i porti chiusi. Adesso con i porti aperti, ci arriva il coronavirus, arrivano più migranti. I numeri dei migranti sono talmente bassi che non ritengo che possano essere ulteriormente preoccupanti. Quello che dice il Ministero degli Interni è assolutamente rassicurante, non possiamo negare l'accoglienza,
dobbiamo sicuramente essere vigili e mantenere quelle precauzioni che sono doverose, che sarebbero doverose verso chiunque ha avuto dei contatti o proviene da dei paesi a rischio. Questo è quello che si sta facendo, attivando la protezione civile, dando l'incarico al direttore generale della protezione civile e che si sta in pratica mettendo in moto, insomma, perché è giusto di fronte a un dato come questo e di fronte all'allarme dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità cominciare a prendere delle precauzioni, considerando comunque che siamo in un paese dove i controlli si possono effettuare, dove si può facilmente e velocemente addivenire a un centro di cura o di precauzione. Dopo andare in cerca proprio del migrante a me sembra semplicistico e anche una faciloneria. Allora come risponde a quelli che dicono attenzione, abbiamo i dati alla mano e nel gennaio 2020 i migranti sono aumentati del 600% in più rispetto al 2019, sono sestuplicati. Questi le dico sono proprio i dati. I dati di chi? No, rispetto a gennaio 2019 erano arrivati 202 migranti, a gennaio 2020 ne sono arrivati 1275. Appunto, 1275 pochi. Su un paese di 60 milioni di abitanti. È anche vero che si sarà verificata meglio la rotta balcanica e altre rotte. Abbiamo dei numeri per altri paesi che sono estremamente più alti. Un certo tipo di conflittualità, anche non solo il discorso iraniano, ha innescato degli ulteriori movimenti da parte del Medio Oriente. Questo è certo e sicuro, però è anche vero che se andiamo a vedere i momenti di emergenza eventualmente fatti vicino al nostro territorio, perché noi praticamente abbiamo solo 3 casi conclamati e messi sotto controllo e in quarantena tutti quelli che siamo andati a prendere a Wuhan e tutto il resto, abbiamo la chiusura delle scuole in Alta Savoia perché dei cittadini inglesi che sono andati a scuola lì erano ammalati. Allora questo mi induce a pensare che non era il migrante, insomma, no, ecco, certo che no, perché però oltretutto gente che si permette il collegio in Alta Savoia, insomma, ha un target di qualità di vita e di tutto estremamente diverso, insomma, ecco. E quindi lei non è preoccupato dei migranti che possono arrivare dall'Africa, eventualmente contagiati dai cinesi, degli oltre 6 milioni e mezzo di cinesi che ci lavorano. Me lo dice dopo la telefonata, perché abbiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, sono Giusi, adesso io. Buongiorno signora Giusi. Allora, chi è che controlla, come ha detto lei, i 6 milioni di cinesi che sono in Africa? E adesso arrivano tutti qua, perché quando arrivano con questi africani, chi lo sa se l'hanno già presa cosa o come? E questa è la mia paura. Chi è che controlla? Qui adesso controllano che non arrivino aerei dalla Cina qui in Italia e i cinesi che sono andati magari in Inghilterra lasciano fermi gli aerei ma per venire qui in Italia. Girano dappertutto i cinesi. È una cosa impressionante, ragazzi, stiamo morendo tutti. Vi ringrazio. Grazie. Allora intanto volevo rassicurare un po' gli animi. In Europa ci sono una ventina di casi, messo male il Giappone con 90 casi, malissimo la nave da crociera che si presenta con i suoi 130 casi, la Thailandia aggiornata ieri 32 casi, vi sto dando dei numeri così, Singapore 40, la Malesia 16, l'Australia 15 che ha detto vi mettiamo su un isolotto, sono tremendi gli australiani, Francia 11, Macao 10, Emirati 7, l'Italia ne presenta 3, la Gran Bretagna 4, adesso poi dopo si aggiungono la Spagna 2. Allora, dice, non dobbiamo avere paura del migrante, ma forse del cinese che vive e lavora in Cina, perché forse sta anche depauperando le risorse dell'Africa. Cioè, c'è tanta paura dall'Africa. Il dato è questo, sicuramente la Cina si è sostituita ad altre potenze in Africa e ha investito tantissimo. I primi a investire in Africa sono stati i taiwanesi e poi sono arrivati i cinesi che hanno sicuramente trovato terreno fertile. È indubbio che il tema in cui abbiano costruito città ancora vuote, dove si ipotizza il trasferimento di forti masse di popolazione cinese colà, è altrettanto vero, però è anche vero che sono tecnici, laureati e tutto il resto che sono lì, che sono a lavorare per il loro governo o per i loro gruppi finanziari.
allora noi abbiamo centinaia o decine di migliaia di nostri tecnici che lavorano in Africa o in zone a rischio, o comunque la nostra economia, adesso indubbiamente non siamo in emergenza sanitaria con le nostre precauzioni, ma sicuramente anche il richiamo del Presidente della Banca d'Italia o della BCE induce a pensare, perché è un fatto che sta mettendo in discussione una ricaduta economica che non è ancora calcolabile anche sull'occupazione nostra e sugli scambi commerciali che ci sono e che si erano instaurati. Insomma, la Cina è un colosso, la sua popolazione, non so se sia un quarto, un quarto della popolazione mondiale. L'altro colosso è l'India, l'unica cosa che può consolarci con l'India è che non hanno buoni rapporti con i cinesi. Però ce li hanno anche in India. Ecco, per cui sono comunque due nazioni che, pur non avendo il livello di salvaguardia sanitaria che abbiamo noi, hanno e stanno costruendo e si stanno attrezzando, perché hanno anche chiesto aiuto, perché indubbiamente hanno finito le mascherine, hanno finito le tute e noi le stiamo fornendo. Stanno facendo il possibile per contenere questo contagio, per capire da dove è venuto, e indubbiamente noi siamo riusciti a isolarlo per quanto riguarda a Padova, chapeau, no? Anche cappello, perché è stata la ricercatrice poi allo Spallanzani. L'Italia è stata molto da fare. Allora, io devo andare in pubblicità. 049 49 06 054. Voi siete preoccupati perché poi tutti parlano di controlli, ma con i voli diretti ci sono molti controlli, ma con quei voli spezzati, se tu fai scalo a Dubai, a Francoforte o Parigi, non ti controlla nessuno. Questo non per sentito dire, per esperienza proprio diretta di gente che è tornata ieri, l'altro ieri, da paesi lontani. Io vado in pubblicità, dottor Serrata. Lei ci deve dire se dobbiamo preoccuparci o no dopo la pubblicità. Faccio una riflessione, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Allora, voi cosa pensate che siete a casa di questo virus e del fatto, ad esempio, che con i porti aperti bisogna che ci siano più controlli? Come ricordavo anche al segretario, c'è chi ha fatto le pulce e ha detto sì, ma attenzione, anche se sono arrivati 1200 e passa unità, sono il 600% in più rispetto al gennaio 2019, quando allora c'era come ministro Salvini. Intanto do il benvenuto a Vito Comencini, deputato della Lega. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, prima avevo posto un quesito al virologo Cristiano Salata. Quanto dobbiamo veramente preoccuparci? Perché arrivano notizie di tutti i tipi sulla vita del virus, sulla durata della sua esistenza, sulle superfici, non sulle superfici, assomiglia al virus dell'influenza, no, ma cioè, abbiamo bisogno di informazioni. Ma quanto vive sto virus? Allora, innanzitutto dobbiamo tenere presente che in generale qui in Italia dobbiamo stare tranquilli. Allo stato attuale non vedo nessun motivo di allarmismo. Per quanto riguarda... Non sono le ultime parole famose, guardi che adesso noi stiamo andando in onda, dopo questo pezzo lo possiamo mandare... No. Allora, si sente in allo stato attuale non ci sono okay. situazioni di emergenza e a mio avviso, da quello che so, si sta operando bene per cercare di controllare eventuali casi e quindi la diffusione del virus. Per quanto riguarda la modalità di trasmissione, abbiamo anche già menzionato anche l'altra volta che si trasmette appunto tramite contatti molto stretti. Io e lei possiamo cambiarci un virus a questa distanza iniziamo a essere a una allora, regia, situazione la prossima di volta rischio. voglio essere un po' più lontana da tutti gli ospiti. La prossima volta voglio essere più lontana da questi ospiti perché ho paura. Facciamo 2 studi, esatto. Quindi ci vuole una distanza come la mia e la sua. Il più possibile ravvicinata, perché ovviamente favorisce il trasferimento dell'aerosol di microgoccioline emesse parlando, tossendo, starnutendo che contengono il virus. La contaminazione tramite superfici in teoria è possibile per questi virus. Ovviamente dipende da quanto virus è depositato sull'oggetto e dalle condizioni ambientali in cui questo oggetto si trova. Per quanto riguarda la durata l'infettività, visto che i virus non sono vivi, questa può essere variabile, appunto dipendente dalle condizioni. Non mi risulta che a livello sperimentale sia già stato fatto questo tipo di calcolo, però c'è da tenere presente che
è un rischio se si vive appunto in un contesto in cui il virus è attivo, quindi a stretto contatto con ammalati. Ma si diffonde, cioè è diffuso nell'aria perché ovviamente poi le persone che sono a casa hanno visto queste grandi città, 500-600 km da Wuhan piuttosto che da altre località dove vengono continuamente dilavate, sistemate con queste pompe, cioè le città, intere strade che vengono lavate. Perché lavano così tanto a così tanta distanza? Cioè 600 km, non so, è un Venezia-Napoli, no? Diciamo che non abbiamo, allora al momento non abbiamo delle indicazioni che abbia una trasmissione puramente aerea. Ecco. E probabilmente, diciamo, se segue le regole del virus dell'influenza o della SARS, anche sì. No, diciamo non dovrebbe essere la via principale. Non sappiamo. Nell'ottica, sì, perché finché non si dimostra sperimentalmente, diciamo da professionista non posso dire assolutamente così. Si in Cina con un volo diretto per testare questa cosa. Adesso io prendo la telefonata e poi andiamo avanti. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giulio di Ponte nelle Alpi, da Belluno. Giulio da Belluno. Sì, allora io ho 72 anni, ho girato tantissimo, sempre controllato, e io dico la verità, io ho paura di questa gente che parla del commercio, bisogna il commercio, se no si blocca tutto. Ma qui, ma si rendono conto il problema che è venuto in una settimana? Ma si scappa della gente che non dicono che non trovano e così. Ma cos'è questo? Bisogna il commercio, bisogna che state a giocare col fuoco, secondo me, perché dove sono stato io? Sono sempre stato controllato, anche 2 volte sono stato controllato perché dicevano che poteva essere l'AIDS che portavo in giro, ma io dico, questo commercio è quello che comanda il mondo o no? Il signore lì di sinistra, quello di sinistra sul schermo dico, no? È un del PD. Ma io dico, io sono stato in mezzo a dei lebbrosi, ma voi altri lo sapete cosa che facevano per tenere lontano i lebbrosi da noi? Ma lei lo sa, che proprio lei che l'ho inquadrato adesso. Ma aspettate, voi altri il commercio è più, ma lo sapete che non la fermerete mai se la pensate così. Io sono spaventato a sentire questa gente che parla solo di commercio. Si ferma il commercio per 15 giorni. Finito, nessuno muore. Quello è da fare. Quindi lei dice, signor Giulio, lei dice che è meglio fermare il commercio che rimetterci la salute perché poi alla fine non si uno va per strada e non sa dove deve camminare. Ok. Cosa dice lei, dottoressa? Allora, io le faccio, grazie Giulio per la sua osservazione, quindi lei dice inutile continuare a guardare l'economia, siamo una società capitalistica e quindi questa volta il virus ci deve fermare. Allora, dopo facciamo un commento anche con Traniello Gradassi. Allora, Vito Comencini, dicevamo prima poi il problema della comunicazione, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che la gente si pone delle domande, ma anche abbiamo detto prima, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a un certo punto ha detto ho un po' di perplessità, di preoccupazioni dall'Africa e ha snocciolato una serie di dati che ricordiamo, 6 milioni e mezzo di cittadini cinesi che vivono in Africa, 10.000 imprese coinvolte in 54 paesi, 80.000 studenti africani che studiano in Cina e in tutto questo le voglio chiedere, dall'Africa insomma ci sono dei casi che sono in quarantena, sarebbe meglio dire in quindicina, perché continuiamo a dire quarantena ma è una quindicina in realtà. Ma la domanda è, ci stanno dicendo tutto? Cioè questo governo ci sta dicendo tutto? Perché in questi giorni abbiamo sentito chi ha detto che il virus è un virus realizzato e programmato. Cioè che sensazione lei si è fatto anche della comunicazione che è arrivata? Ma ho visto una certa confusione, nel senso che è emerso chiaramente un certo tipo di attenzione e di serietà da parte del nostro Ministero della Sanità, che sappiamo che comunque è un'eccellenza soprattutto in alcune regioni, insomma la sanità funziona molto bene, quindi si è fatti dei controlli e degli accertamenti importanti. Credo che invece dal punto di vista della politica estera ci sia stata un po' di confusione e anche mancanza di chiarezza o comunque di comunicazione, insomma il fatto che c'è stata quell'uscita del ministro degli esteri appunto cinese che ha detto che i voli sarebbero stati riaperti, parlando con l'ambasciatore italiano in Cina e poi è dovuto smentirlo il sottosegretario degli esteri Di Maio, non ha dovuto smentirlo, cioè ha creato
anche un po' di confusione da questo punto di vista, mentre ci vorrebbe una certa chiarezza. È evidente che all'interno del governo ci sono due posizioni molto differenti, una che è andata subito a chiudere in maniera rigida o comunque a cercare di chiudere nei confronti dei voli con la Cina, e dall'altra parte qualcuno che invece ha parlato Di Maio di qualcosa di temporaneo. E poi soprattutto non si è fatta anche comunque una distinzione doverosa tra la Cina e ad esempio Taiwan, che è un'isola a parte, e quindi andare subito a mettere sullo stesso piano le due cose, almeno dal punto di vista comunicativo ci vorrebbe un po' di chiarezza, insomma. E poi chiaramente dal nostro punto di vista c'è la questione immigrazione, noi l'abbiamo sempre detto e sosteniamo la chiusura dei porti, la chiusura delle frontiere, i maggiori controlli da questo punto di vista, in generale per motivi di controllo dell'immigrazione, ma anche per motivi di sicurezza, in questo caso per motivi sanitari. Chiaramente è evidente che se da noi c'è una certa comunque livello buono di sanità, in Africa sappiamo che il livello non è negativo, è quasi totalmente inesistente in alcuni luoghi, quindi se evidentemente dovesse attecchire anche in Africa il virus, è chiaro che dopo sarà molto più difficile controllarlo, intervenire. A quel punto, se c'è un'immigrazione incontrollata come in questo momento, soprattutto sulle coste della Libia, questo può favorire in qualche modo anche quel tipo di pericolo in merito al virus. Dopodiché sul discorso delle merci credo che lì la questione sia più che altro una questione di controlli, di maggiori controlli da parte dell'Unione Europea, da parte dell'Italia nei confronti delle merci che arrivano, perché poi non è solo una questione di virus, sappiamo come la cimice asiatica, la famosa cimice asiatica, sembra che sia arrivata dalla Cina nei vasi di terracotta, voglio dire, quindi anche la zanzara tigre è arrivata nei copertoni, sì, quindi è evidente che da quel punto di vista lì la necessità non è col virus, è già da prima che insomma lei dice più guardi, ho la telefonata, quindi lei dice più controlli non guastano a nessuno. Questo assolutamente. Sul discorso di immigrazione la nostra posizione rimane quella di prima, cioè per noi porti chiusi e cercare di contrastare soprattutto l'attività di certe ONG che invece di semplicemente andare a soccorrere di fatto favoriscono l'immigrazione clandestina. Allora io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Dario della provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario da Trento. Ecco, io sono non credente, nel senso che non credo né alle leggi del mercato né alla virologia e men che meno ai virologi. Sentivo che parlava di Africa, oddio se dovesse diffondersi in Africa, che tragedia. Io mi ricordo, fine anni 80, i vari di Piero Angela, la televisione, la peste del 2000, che nel 2000 avrebbe spopolato l'Africa. In Africa hanno arginato l'HIV, cioè, ovviamente si è arginato in modo miracoloso, cioè della serie la televisione non ne ha più parlato, finita l'epidemia di HIV, tradotto, hanno fatto miliardi abbastanza, finita la storia dell'HIV, subito è cominciata a mucca pazza. Adesso, ecco, io non so cosa sta succedendo in Cina, non mi permetto di esprimere giudizi, l'unico giudizio del quale mi sentirei di esprimere è che il virus non c'entra assolutamente niente. Cioè lei dice che non c'entra niente il virus con tutto il resto? Tanto è vero che quello che si vede in televisione si vede sempre un disegno, non si vede mai il virus isolato, non si vede mai. Allora io volevo chiedere al virologo perché si prendono la briga di fare di questi disegni mentre potrebbero tranquillamente trasmettere una fotografia al microscopio elettronico del virus isolato. E le due scienziate dello Spallanzani, dottore, io le faccio una domanda, cosa hanno isolato in realtà? Hanno isolato questo virus? C'è questa documentazione dove si può trovare questo... Cioè lei dice lo voglio vedere certo, con i miei occhi come San Tommaso. Perché io sento parlare solo di anticorpi, di genoma e di anticorpi. Sequenziato il genoma, però prima di sequenziare un genoma bisogna isolare un virus. Allora, signor Dario, io le faccio dare dimostrare il nesso di causalità con la malattia. Lei quindi non crede che esista questo virus perché non lo ha visto? No,
Bene, allora io le faccio dare una risposta. A dire la verità, io non ho mai visto neanche quello dell'HIV in poi, io virus non ne ho mai visti. No, guardi, allora guardi, guardi signor Dario, resti davanti allo schermo perché merita una spiegazione. Io devo andare in pubblicità 049 4906 054, poi torniamo con il virologo che ci dà una spiegazione e con il signor Giulio da Belluno, poi con Gradassi, diceva cosa vi preoccupate voi dell'economia. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Allora avete sentito il signor Dario da Trento che non crede che intanto esista il virus e poi insomma dice che il problema non sono i virus, non sono l'Africa, il problema è il virologo. Cioè lei il problema sa, oggi lo volevo dire anche se è di lunedì, ma perché non fate vedere il virus? Si vergogna? Vabbè, noi a Padova non ce l'abbiamo perché non è arrivato, quindi non possiamo farlo vedere. Comunque, battute a parte, diciamo che vedere il virus in microscopia elettronica non è così banale e le immagini che si ottengono spesso per un occhio non esperto non è che siano molto informative. L'immagine che è circolata è quella che è stata fatta con delle microscopie elettroniche con elaborazione delle immagini dal Centro Controllo Malattie degli Stati Uniti che consentono di avere una ricostruzione del virus che ci dà un'idea di come esso è organizzato. Però quello deriva da analisi di microscopia elettronica, altre microscopie che servono a dare un'immagine più chiara. Quindi esiste il virus dell'AIDS, esiste il virus, questo virus che ha tutto un nome per conto suo, 2019, COV, eccetera, eccetera. Poi so che anche altri colleghi in giro per l'Europa hanno isolato il virus, perché so che dei loro pazienti l'hanno isolato, sta crescendo. Tocca chiamare chi l'ha visto, certo. Cioè, voglio dire, non è per quanto riguarda la questione delle sequenze genomiche, con le tecniche attuali non è strettamente necessario isolare il virus per determinare la sequenza del genoma, perché fortunatamente con l'avanzamento tecnologico questo passaggio non è più necessario, però comunque è importante per identificare realmente l'agente eziologico della presunta malattia, ma anche perché crescendolo in vitro possiamo fare degli esperimenti, testare farmaci, e imparare anche quali sono i suoi meccanismi patogenetici e capire perché fa così male quando fa l'infezione. Senta, le faccio una domanda, perché poi la gente a casa legge un sacco di notizie. È un virus che ha fatto un salto di specie, quindi davvero è passato dall'animale all'uomo, o è creato in laboratorio? Perché adesso stanno uscendo anche queste e perfino Trump, che per carità, uno dice Trump non è un virologo, ha osato dir ciò. Diciamo che questa teoria viene fuori frequentemente quando succedono queste tipologie di problemi. Da quello che sappiamo dalle sequenze genomiche di questo virus, perché ormai ne sono state sequenziate diverse, penso che ormai saranno almeno 30, non so gli ultimi dati, ma sono molte, e confrontandole con quelle degli altri coronavirus noti, l'idea è che sia un virus dei pipistrelli che presumibilmente è passato a un mammifero intermedio e da lì è arrivato all'uomo. Questo perché l'abbiamo già visto come meccanismo sia con la SARS, ma anche con la sindrome respiratoria medio orientale, che sono sempre date da coronavirus, che nel tempo sono passate facendo dei salti di specie. In quei due casi è stato ricostruito abbastanza bene il meccanismo ed è presumibile che anche in questo caso sia successo, perché alla fine, come dico sempre, la natura è il miglior laboratorio dove possono avvenire tantissimi eventi. Però se ci si mette anche la cucina cinese che mi mangia il pipistrello e mi mette tutto crudo lì, insomma, voglio dire, il problema è esponenziale, una questione anche culturale, voglio dire. Certo. Poi mi pare che pure i cinesi castigati due, perché adesso c'avevano anche il caso di H1N1. Sì, c'è stato un passaggio. Io prendo la telefonata e poi passo a Tranello Gradassi. A parte di rispondere alla questione insomma, di quanto l'economia conti in tutto questo gioco, poi le volevo chiedere quanta chiarezza c'è stata da parte del governo cinese, perché penso a quel povero medico di 34 anni che è morto, e anche lì è morto, non morto, cioè c'è un problema di trasparenza. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io vorrei chiedere, mi sente? Sì, vada, buongiorno. Buongiorno, io vorrei chiedere, il problema di questa influenza mortale della Cina
quanti sono i morti che noi abbiamo durante un'influenza normale in Italia? Primo. Secondo, di che età sono questi morti? Sono anziani? Hanno delle patologie? Nessuno lo dice, dicono soltanto i numeri. Terzo, il problema dell'isolamento, benissimo, ma se una persona viene da 1500 chilometri dalla città originaria del virus, non sembra. Allora, volendo, si può fare il test a tutti i viaggiatori che entrano nei territori, nei porti e negli aeroporti italiani. È possibile? Allora, vuole delle risposte. Allora, adesso noi cerchiamo di darle. Allora, sicuramente i morti per influenza in un anno sono molti di più, ma però... Sì, diciamo che con l'influenza dipende anche dagli anni, perché dipende dal virus influenzale che circola, perché non sempre, come sappiamo, il virus influenzale è lo stesso e ha lo stesso impatto nella popolazione. Per quello ci si vaccina ogni anno, Esatto. tra ottobre e dicembre, perché altrimenti... Per quanto riguarda il coronavirus, da quello che sappiamo attualmente, è che i casi più gravi e ovviamente i casi in cui determina la morte del paziente sono in genere associati a infezione nei pazienti che hanno, diciamo, un'età più avanzata o che hanno degli altri problemi Però di il salute. medico di 34 anni? A volte, e i due quello pazienti, e quelli certamente. che sono stati beccati in Italia, a Roma, arrivati il 23 di gennaio, che adesso sono in rianimazione da 10 giorni, erano in vacanza, tranquilli, facevano un viaggetto, quindi non è che colpisce solamente le persone che stanno veramente male. Diciamo che in questa fascia di popolazione È c'è quello che ci dicono. da un punto di vista di Va probabilità bene. che è maggiore, anche perché nell'influenza abbiamo anche noi a volte dei casi di persone considerate giovani, apparentemente in stato di salute perfetto, che hanno delle influenze che evolvono con delle complicazioni e determinano Quindi la morte. è soggettivo. Può succedere. È soggettivo. Allora, senta Tranello Gradassi, c'è il problema, che sottolineava il signor Giulio da Ponte delle Alpi, dell'economia, quanto l'economia gioca in questa fase. Sembra poi un'economia punitiva nei confronti della Cina, ma la ricaduta poi ce l'abbiamo noi. Il dato è questo. Il signore ha un po' frainteso quello che ho detto. Io ho detto che ci possono essere delle ricadute, ci sono delle ricadute economiche nell'interscambio che noi abbiamo, perché ormai abbiamo delle produzioni e delle aziende che sono strettamente collegate con l'economia cinese. Che in Cina ci sia un regime che non è democratico e tutto il resto, e che non è amico nostro, ma che comunque ci conviviamo in una convivenza mondiale, è altrettanto vero. Per cui una parte della paura, una parte del tutto è che la gente sa che le notizie che giungono da quel paese non sempre sono veramente trasparenti e sono veramente certe, perché sono filtrate da un regime che tenderà sempre comunque a minimizzare il problema, ma e a non esaltarlo, anche perché hanno la necessità, perché loro vivono di export. Una delle conseguenze che ci sono state è che è estremamente calata il fabbisogno giornaliero di petrolio, perché la Cina è il secondo consumatore di petrolio al mondo. Avremmo e inquinato un po' oltretutto, meno, va? sì, appunto, in una situazione in cui ci troviamo e si sta rivisitando tutta l'economia verso un ambientalismo e tutto il resto, sembra che questa è una cosa cada a fagiolo, ma penso che non sia proprio questo. C'è una guerra economica con gli Stati Uniti, con i dazi, ma è una guerra economica che riguarda anche in parte anche noi, perché i rapporti con l'Unione Europea, gli interscambi e tutto il resto devono essere chiariti sulla qualità, devono essere chiariti su tutto. Dopodiché su merci che vanno in nave, che ci mettono più di 15 giorni ad arrivare qua, se la quarantena vale per le persone, ritengo che possa valere anche per le merci o per le altre come cose. Non è che se uno starnutisce dentro la maglietta che ha È confezionato, dopo 15 indubbio giorni che arriva abbiamo via notizia male. che gli australiani un mega cargo di auto tedesche l'hanno rimandata indietro perché dentro c'era una cimice, ecco, e non vogliono una cimice. Probabilmente è una misura corretta in quel senso, visti i danni che la cimice asiatica procura alla nostra economia e alla nostra agricoltura. Per cui
non è che prima viene l'economia, prima viene la salvaguardia delle persone, prima vengono le precauzioni, ma sicuramente dobbiamo preoccuparci anche di altre conseguenze che hanno conseguenze sull'occupazione, sul lavoro e sul benessere totale della nostra popolazione. Questo è quanto noi vediamo. È indubbio che dovremo filtrare e meglio conoscere quello che avviene in quel paese. Con la SARS non è successo, in questo caso l'OMS ha dato l'allarme. Però il medico che ha dato l'allarme, questo di 34 anni, è stato censurato. È stato censurato, è stato bloccato dalla polizia. Ricordo sì. Questo giovane medico di 34 anni, di cui sono morti i genitori un po' prima, sì. ed è morta anche la moglie, che era tra l'altro anche sì. incinta. Questo dottore è stato tacciato, inseguito dalla polizia, bloccato i primi di gennaio, scusate, i primi di dicembre, e gli era stato proibito anche di comunicare la cosa all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva l'ufficio poco lontano. Ma anche adesso è bloccato un certo tipo di È internet da Wuhan e tutto il resto. Per cui il regime cinese sta bloccando le comunicazioni. Il nuovo ospedale che hanno fatto i nuovi due ospedali che hanno fatto sono ospedali militari, ecco. Per cui sotto lo stretto controllo del governo, neppure i ministeri, per cui è indubbio che tutto ciò induce un cittadino europeo, un cittadino a pensare male, che vive in una democrazia in cui non si riesce a nascondere neanche una notizia, a preoccuparsi. Questo è. Io prendo la telefonata 049 49 06 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Parlo da Padova. Posso dire una cosa inerente al mio pensiero e soprattutto quello che penso io? È in democrazia, sì. Grazie. Allora, venerdì sono andata alla fiera per vedere il nostro signor Presidente Mattarella. Io dico, c'era di tutto di più, l'accoglienza, l'entusiasmo, le persone che sono andate, delle regole, ordine, una cosa straordinaria. Allora io dico, il signor Presidente viene dal Meridione, è venuto dai poentoni veneti, bravi come il sole, perché io ho una famiglia di volontari, 4 tutti volontari, adesso il marito è mancato, ma tutti volontari. È venuto qui a dare onore a questa gente che lavora e che fa anche tanto volontariato, per cui io ho notato questo, non ha detto c'è il Veneto e Padova, ma c'è la Sicilia, altri posti del Meridione. Quindi ho detto, ma signori, noi qua siamo bravi su tutto, vogliamo l'autonomia, abbiamo votato tutti, è ora di darcela. È ora di darcela, di gestirsi, di vedere quanto siamo bravi. Un secondo pensiero al signore del PD. Da che avete aperto la trasmissione è solo lui che parla. Allora, signore, io amo le regole e l'ordine. Io amo le regole e l'ordine. Per sposare mio marito, che era militare, non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Allora, io dico, aspetta perché è il cellulare. Però dobbiamo andare in pubblicità, quindi cosa vuole dirci, signora? Volevo dirle che io amo le regole e l'ordine, che lei dica, ma gli emigranti vogliono venire prima di tutto con i documenti, che si sappia chi sono e che appartenenza hanno,
Perché così cosa diciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti? Ecco, io vi senza documenti, poveretto, gira, ma ti siete sì senza documenti non te puoi dar fuori. Allora signora, io devo andare in pubblicità, la ringrazio molto per il suo punto di vista. Abbiamo cercato di dare la parola a tutti e poi lui, poveretto, è arrivato un po' dopo. Però adesso ne do anche la parola, non è che posso recuperare i minuti persi del primo quarto d'ora. Io devo andare in pubblicità, vero cari colleghi? Sì, 049 49 06054, le faccio dare una risposta dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054, una telefonata, poi diamo voce anche a Vito Comencini e poi ricominciamo il nostro giro. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Oggi abbiamo fatto il Friuli, il Veneto, il Trentino, Alto Adige, siamo d'accordo. Dica tutto! Pronto? Noi italiani siamo masochisti, invece di preoccuparsi dobbiamo intervenire, invece ma non lo so, masochisti così non so dove. No, ma in tutto il mondo si preoccupano di questi. Siamo arrivati quasi a 1000, cosa dobbiamo arrivare? A quanti? Va bene che l'INPS sarebbe anche contenta, ma insomma che gli arrivasse a questi nostri parlamentari questa malattia. Cosa devo dire di più? Praticamente se non vogliono capire che gli arrivasse loro. Guardi, non dico, penso, grazie. Ma vabbè, grazie, credo che il nostro Vito Comencini abbia ha messo il mano in tasca. No, non sono superstizioso. No, perché mi pareva, io ero seria e guardavo. Oggi avete preso carne tutti, ve lo dico, nessuno escluso. Senta, allora, la problematica è la comunicazione. Dicevamo prima, abbiamo sentito, no? La difficoltà che ha questo regime di comunicare, la difficoltà che ha l'Africa di analizzare, non stiamo messi bene, perché l'Africa fa fatica a dirti se ci sono dei casi, quegli altri non ti stanno dicendo forse la verità, perché c'è chi parla di 80.000 invece contagiati e di persone che vedono, insomma, corpi che vengono cremati molto. Ma, innanzitutto non è una difficoltà quella della Cina, del regime cinese, ma è una scelta di un regime appunto che è nato ed è basato in parte ancora sull'ideologia socialista, comunista, come vogliamo definirla, che poi si è buttato un po' nel capitalismo cercando di trovare una via di mezzo che in questo momento economicamente comunque li ha portati sicuramente a essere una potenza mondiale. E dall'altra parte però appunto c'è un regime che in tutti i modi cerca di farsi, tra virgolette, i cavoli suoi e gestirsi le cose interne come vuole. Dal punto di vista sanitario non è il primo caso che emerge, ne abbiamo fatti altri esempi, ma c'è anche quello che ha conseguenze economiche molto pesanti, c'è anche quello di mesi fa della peste suina che ha portato praticamente la Cina a dover sterminare tutti i suini della Cina, ha portato a incrementare i prezzi dei suini nei nostri paesi in Europa. Se si va a comprare dal macellaio la carne di maiale e il prezzo è caro, non è perché, voglio dire, gli allevatori qua sono inventati chissà cosa, perché c'è richiesta in Cina e quindi per doverli mandare in Cina i prezzi si alzano anche qua. Per dire un esempio di conseguenza, sì, peste suina africana che in Cina ha fatto una strage totale. E anche lì è interessante vedere purtroppo come hanno gestito la cosa per capire la differenza tra noi e loro. Ci sono queste immagini dove prendono migliaia di suini vivi ancora, li buttano nelle cave e danno fuoco a questi animali ancora vivi. Cioè, questo è il loro modo di gestire anche dal punto di vista sanitario queste problematiche, quindi non c'è da stupirsi se poi ci si trova di fronte a queste situazioni poi esplosive, no? Perché purtroppo poi un mostro economico ma che dopo non si sviluppa in maniera adeguata, perché la Cina sì, ci sono adesso i super miliardari, ma c'è anche la gente appunto che vive mangiando i pipistrelli o non so mangiando cosa, vero? Quindi purtroppo la situazione è questa qua, e dal punto di vista politico è già da un po' di tempo che emerge comunque una difficoltà al loro interno ormai a gestire questa cosa, anche per la comunicazione ormai che per loro diventa sempre più difficile da gestire, perché ormai ci sono mezzi che permettono di comunicare in tutti i modi, social e così via, e lo si è visto soprattutto nel caso di Hong Kong. Abbiamo votato qualche mese fa in Parlamento delle mozioni per sostenere appunto la situazione del popolo autonomo di Hong Kong, che comunque è un centro anche lì economico molto importante, ma che ha delle distinzioni
importantissime della Cina avendo un'autonomia speciale, che si era rivoltato di fronte al tentativo della Cina esatto, c'è stata una grossa protesta, per non parlare di varie libertà, tra cui quella religiosa. I cristiani in Cina, anche quello se ne parla pochissimo, ma addirittura adesso sono assoggettati a una finta chiesa costruita dallo Stato a cui devono assoggettarsi se non vogliono essere perseguitati. Cioè, quindi ci sono delle questioni politiche. Mi permetto di correggere il collega del PD, ma non è proprio corretto dire che non sono amici di questo governo, perché magari una parte del governo sicuramente ha posizioni non così favorevoli alla Cina, ma c'è un'altra parte, il Movimento 5 Stelle, che ha risaputo che loro vorrebbero favorire molto l'alleanza e l'amicizia con la Cina. Insomma, è risaputo che Grillo va spesso avanti e indietro dall'ambasciata della Cina, non penso che vada per mangiare, voglio dire, la cucina cinese. Se ci va è perché c'è una certa direzione, lo abbiamo vissuto anche noi, perché anche noi eravamo al governo con loro, quindi sappiamo questa loro posizione, ed è una questione comunque politica, perché poi è vero che le merci per esempio arrivano via nave, ma c'è anche le merci che arrivano via aereo, e quelle non sono state bloccate. I voli aerei cargo che portano materiale dalla Cina, quello in questo momento ci sono, cioè, è stato precisato proprio dal Ministero degli Esteri giorni fa, quindi però condivido che non è sicuro, non è quello il mezzo attraverso cui può arrivare il virus, però comunque una problematica, ripeto, di controllo delle merci per altre questioni sanitarie c'è, e bisogna cercare di intervenire, quindi la questione diventa anche di politica internazionale e di rapporti con l'Oriente, questo è evidente. Quindi sì, altro che la via della seta. Sì, perché sono le opportunità economiche, non possiamo nasconderci. Ci ha messo 40 anni con la via della seta arrivare qua. Però noi le abbiamo portate stoccate a Padova, siamo andati sulla cronaca nazionale, c'erano tonnellate di carne che non aveva magari la peste suina, ma è vietato l'importazione della carne di maiale. No, non erano infettati. Non si sa. Sono stati allora, io volevo dire, prendo la telefonata, volevo dire alla signora che ha chiamato che Mattarella di chiaro non ha parlato del Veneto piuttosto della Sicilia, perché era l'inaugurazione di Padova, capitale europea del volontariato, che si concluderà poi a dicembre 2020, quindi penso che fosse impossibile parlare delle cose di noi altri, come direbbero da qualche altra parte. Io prendo la telefonata, poi il dottore deve rispondere alla domanda del signore che diceva: si possono fare i test a tutti? Sì, se la sanità sbarella. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi sentite bene? Sì. Io mi chiamo Adriana. Non ve ne accorgete che siamo alla frutta ormai? Gente che entra dappertutto, non ne abbiamo neanche per noi, malattie. Chi ne ha più ne metta, un governo che fa schifo, un governo inesistente. C'è stato il terremoto in Albania che hanno parlato mezz'ora, un'ora, i primi 2 o 3 giorni, poi non si sa più niente. È una cosa vergognosa, dico la sincera verità, sono schifata ormai, io, veramente schifata, nel vero senso della parola. Non ce n'è neanche per noi e andiamo a tirare qua tutti quanti. Adesso c'è anche la malattia del virus di polmonite, ma dico no, è una cosa che non parlo più perché già sono ammalata io e ho paura persino di andare fuori e prendermi qualcosa, ci lascio il pene subito. No. Vi ringrazio. Grazie, mi pare che come telefonata conclusiva che ti tira su di morale. No? Sì, allora, signora Adriana, ma esca, faccia 2 chiacchiere col vicino, così anche l'umore si migliora. Senta, mi dice in rapidità se si possono fare i test a tutti? No, da un punto di vista teorico sì, quando c'è il test Da un punto di vista diagnostico, il problema è quello economico che è improponibile, cioè, No. ma non ha senso, cioè, bisogna anche partire da dei criteri oggettivi, non ci si può dare all'allarmismo, al panico totale. Ma secondo lei arriverà in Africa in maniera conclamata? Sì o no, nella sua esperienza, perché lei le pandemie, le epidemie le ha studiate? Guardi, è una sua opinione, cioè nel senso, oggi con le sue conoscenze, secondo lei è un rischio? L'Africa è un rischio, perché se lo dice il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità... Allora, potenzialmente è un rischio per tutte le ragioni che sono dette, per un'economia che è povera, non ha un sistema sanitario avanzato, che arriverà, probabilmente arriverà anche lì.
È un rischio per ogni È un rischio. Allora, Però, siccome io sono esatto. penso in conclusione di trasmissione, però volevo dare una parola a Gradassi e una parola a Comencini. Allora, vabbè, Adriana ha cazziato tutti, ha detto basta, a destra manca a sinistra. Senta, allora, per quanto riguarda invece la questione, quindi abbiamo sentito dell'Africa arriva o non arriva, noi come dobbiamo, secondo lei, comportarci? Si sta comportando bene il governo, sta trattando bene la questione? Io ritengo che si debba non essere tutti professori, non andare tutti in internet a cercare cose che non conosciamo e che facciamo fatica a comprendere, perché adesso faccio il caso di una scuola materna dove è stato trovato un caso di TBC, adesso le mamme si ribellano perché le autorità sanitarie, l'USL, propone una profilassi precauzionale per tutti i bambini perché l'antibiotico fa male. Allora rendiamoci conto. La perfezione non la raggiunge nessuno, ma dobbiamo anche renderci conto di quello che è più rischioso, di quello che può far... Cioè dice il buon senso il buon senso. Io ritengo che le nostre autorità sanitarie e il nostro sistema paese siano in grado di prendere quelle precauzioni necessarie perché da noi non avvenga un fatto pandemico o un'epidemia. È naturale che il virus dell'influenza classico si fanno i vaccini, però non è che lo fermi definitivamente, si dovrà arrivare a quel tipo di al vaccino che è necessario. Dopodiché in Africa epidemie e pandemie di cose ben più terribili di quello di cui ci sono, e però vengono anche dopo arginate o se no prese come l'AIDS con una sorta di fatalismo, perché là insomma vivere fino a 40-45 anni in certe zone è un successo. Chiedo scusa. Ecco, per cui io ritengo che dobbiamo affrontare la cosa con sano realismo. Comencini, la gestiscono bene o male questa cosa? Ma io ho già espresso le mie critiche rispetto alla divisione tra Ministero degli Esteri gestito dai 5 Stelle e Ministero della Sanità gestito da un altro partito che fa parte del governo, quindi una certa confusione da questo punto di vista. Poi ovviamente noi ribadiamo la necessità comunque come ennesimo elemento di prevenzione, un controllo, un contrasto maggiore all'immigrazione clandestina, cosa che dai numeri non si vede assolutamente in questo momento da parte dell'azione di questo governo, soprattutto del Ministero degli Interni, a differenza di quello che faceva appunto Matteo Salvini quando era Ministro, quindi riteniamo che sia un motivo ulteriore per contrastare maggiormente l'immigrazione clandestina. Allora, avete capito quanto è difficile trattare questo argomento? Dovevano rientrare tutti quanti i cinesi oggi, il 10, no? E invece no, ancora c'è questo allarme. Onda lunga, periodo critico, fine febbraio, i primi di marzo? Bisogna vedere in base alla evoluzione della crescita dei casi. Vabbè, chiamo il mago Telma, forse ce la faccio. Però Fontana e Sala sono andati tutti e due a mangiare in un ristorante cinese. Io devo chiudere la trasmissione, ringrazio molto Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico, ringrazio il nostro virologo del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, Cristiano Salata, e ringrazio davvero molto il deputato della Lega, Vito Comencini. Grazie a tutti coloro che hanno chiamato, chi ci guarda, chi ci guarderà in replica. Noi torniamo domani, arrivederci. Arrivederci.